Infortunio mortale a Maserata, il 64enne Romeo Morona cade da un'altezza di 5 metri mentre pota un albero e muore poco dopo in ospedale. Lo sgomento dei vicini. A Silea, razzia di bici per 40.000 euro, lo Sportler, colpo identico a quello messo a segno a fine maggio. A Casier, svaligiata un'abitazione in pieno giorno. A Segusino, malviventi in Canonica, spariscono 900 euro di offerte. Non andrà a Pontida ma resta in Lega l'assessore Caner, che oggi ha chiuso la questione ma attacca la leader del partito ed è sibillino su Zaia. Spero che resti in regione, dice, a finire il suo lavoro. Prima campanella ufficiale per 104.000 studenti della Marca. A Treviso disagi per i bus scolastici pieni. A Vittorio Veneto pesanti ritardi dei mezzi. In classe pesano anche il caro libro e la mancanza di insegnanti. Anziana uccisa a Conegliano, al setaccio 18 utenze telefoniche. Gli investigatori stanno passando al setaccio i cellulari trovati ai 4 arrestati. Disagio giovanile, risse in città, furti e truffe. Il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso dice massima attenzione sulla città. Presentati ufficialmente i 3 nuovi ufficiali in forza a Treviso e Castelfranco. Incidente a San Zenone degli Ezzelini, 19enne in ospedale dopo essere finito fuori strada. Il ragazzo accusa un pirata della strada. Il caso del cartello contro l'utilizzo del cellulare esposto da 2 calzolai trevigiani sta facendo discutere. Ne parla anche l'ordine degli psicologi. Un errore, dicono, rispondere alla maleducazione con la maleducazione. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la cronaca della tragedia consumatasi questa mattina a Candelù di Maserata. A perdere la vita un 64enne che stava potando un albero. Sono partito di qua, sono andato subito, così io dico, cosa succede qui? Era lui che era a terra là, insomma. Mi dispiace proprio, mamma mia, sono resta male, sono restato veramente molto male. Via Valiera, Candelù, lungo l'argine del Piave, le 10 del mattino. Romeo Morona, 64 anni, camionista in pensione del gruppo della ghiaia Mosole, stava potando un albero in uno dei suoi terreni quando ha perso l'equilibrio, precipitando al suolo da un'altezza di circa 5 metri. Il posto è relativamente isolato. Quando i vicini lo hanno visto a terra hanno subito allertato il 118. L'elisoccorso è atterrato sul campo accanto all'appezzamento in cui si è verificato l'infortunio, ripartendo verso il Cafoncello in codice rosso. Di lì a poco il 64enne è morto. Gravissimi traumi riportati al torace. Sul posto per i rilievi carabinieri, sgomento tra chi era abituato a vederlo ogni giorno al lavoro con la sua tuta verde nei campi. Ci vediamo tutti i giorni e sono rimasto un male perché mi sembra persino impossibile, ma è capitato. Sono cose che non vorresti mai sentire, ma capita. Uno che lavorava sempre, tutto spiano, giorno e notte, domenica e sempre. Non vi appasi, era sempre vestito da lavoro e così è successo. Un dispiacere. Mamma mia, cioè per me qua, Olga come è stato, come purtroppo il destino non si sa dove mi aspetta. Morona era molto conosciuto a Candelù, abitava a ridosso della piazza in via Piavesella, lascia la moglie Iris e i 4 figli. E poi le razzie dei ladri che continuano, diversi colpi messi a segno a Silea, lo Sportler, un colpo fotocopia, quello messo a segno a fine maggio, sempre da Lucernario con i ladri acrobati che rubano 40.000 euro di biciclette. E poi poche ore dopo ad Osson di Casier svaligiata un'abitazione in pieno giorno. Ha fatto irruzione dal lucernario salendo fino al tetto dell'edificio la banda di ladri che nella notte tra martedì e mercoledì è riuscita ad entrare all'interno del negozio sportivo di Silea e rubare 5 bici dal valore complessivo di 40.000 euro. Il secondo furto che pesa decine di migliaia di euro nel giro di pochi mesi. Stesso scenario, stessa modalità di azione del colpo messo a segno a fine maggio. I ladri si sono introdotti dall'abbaino, segando la grata e calando una fune con gancio sono riusciti a portare via la refurtiva. 40.000 euro l'ammontare del danno commesso, che sommati ai 45.000 di qualche mese fa recano un danno pesantissimo all'azienda. Ma lo Sportler di Silea non è stato il solo ad essere colpito dai furti. Dai negozi alle case, via Aldo Moro, Osson di Casier, pieno giorno. I ladri si sono introdotti in un'abitazione rubando qualsiasi cosa di valore che potessero trovare.
Come segnalato dall'associazione Furti in Corso, erano circa le 12:15, orario in cui i proprietari non erano in casa, quando i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di Dosson, a pochi passi dal parco pubblico e dalla vicina stazione dei Carabinieri, mettendo a soqquadro le stanze. Armadi aperti, cassetti capovolti, camera da letto ribaltata alla ricerca di monili e altri oggetti di valore. Ancora sotto shock i residenti, le cui sensazioni portano a pensare che si trattasse di persone che conoscevano i loro orari e le loro abitudini. Pare infatti che i ladri siano entrati sicuri di trovare la casa vuota. Sui casi indagano i carabinieri di Treviso per scoprire l'identità dei malviventi. E poi ancora le canoniche nel mirino con un colpo a Segusino e 900 euro di offerte dei fedeli che sono spariti, un furto che arriva a un mese di distanza, lo ricorderete, dai 13.000 euro di donazioni che erano stati sottratti alla chiesa di Carpesica destinate alla ristrutturazione del campanile. 900 euro in contanti rubati senza commettere effrazioni nella parrocchia Santa Lucia di Segusino. Via Riu 2, una stradina in salita che porta al piazzale della Canonica allestita di rete di pallavolo e palloni. Nel piazzale vuoto dato dai ragazzi ora impegnati a scuola il simbolo dell'amarezza per quei quasi 1.000 euro sottratti ad una comunità. Colpo messo a segno nella notte di sabato 9 settembre e prontamente denunciato dal parroco Don Gabriele Benvenu, che entrato in Canonica la mattina seguente ha trovato la triste sorpresa. Un fatto insolito, commentano i residenti. Un furto che arriva pochi giorni dopo l'avviso dei carabinieri ai commercianti del paese di fare attenzione a monete false che potevano essere scambiate per 2 euro. Ci sono delle monete estere che sono molto simili ai nostri 2 euro, insomma, e appunto bisogna stare attenti soprattutto per le persone anziane che tante volte non vedendoci bene le scambiano per quelle vere. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare l'autore del furto. Nel paese intanto resta l'amarezza. Da un bel po' di anni insomma che non si sentivano più perlomeno in chiesa, ecco, quindi non so se è il momento storico che stiamo comunque passando, che non è facile per nessuno, chissà. Lo scopriremo, mi auguro che le forze dell'ordine riescano a catturare insomma, chi è stato. Non fanno un danno a me ma alla comunità, ha detto poi in queste ore Don Benvenu, il parroco di Segusino, amareggiato come tutta la comunità per quanto accaduto. Il tema dei migranti, alti migranti in arrivo in Veneto, sono 185 quelli destinati alla nostra regione, dei 700 imbarcati da Lampedusa sul traghetto di linea Galaxy dopo l'approdo a Porto Empedocle e dunque trasferiti in altre località anche fuori dalla Sicilia. Dunque 185 quelli che partiranno per il Veneto nelle prossime ore, come abbiamo già visto poi anche in queste settimane, e queste sono le immagini che si riferiscono all'arrivo nel Padovano dei migranti. Un tema che resta caldissimo, come tema che resta caldissimo è quello politico, la politica a pochi giorni da Pontida. E quindi torniamo sulla politica e torniamo al caso Lega, la fuga dalla Lega. Bene, non andrà a Pontida molto probabilmente, ma resta nella Lega l'assessore regionale Federico Caner, che oggi ha chiuso una questione che era stato un dibattito forte in questi giorni dopo l'addio alla Lega e l'approdo in Forza Italia di Giampaolo Vallardi. Resta dunque Federico Caner, ma attacca la linea del partito e chiede un cambio di passo ed è anche sibillino sul governatore Zaia, perché dice: spero che resti in regione a finire il suo lavoro. Sentiamolo. Sì, io resto in Lega. Sul fatto di essere a Pontida francamente non lo so, perché ho molti impegni istituzionali e anche domenica purtroppo, ma questo non significa che il mio spirito non sia là, anche perché ricordo che Pontida per un militante Lega si celebra ogni giorno. Non riesco a capire queste illazioni su un possibile passaggio a Forza Italia da cosa siano dovute, date che non mi risulta che il sottoscritto abbia mai fatto una dichiarazione a nessuno di questo tipo. Evidentemente questi sono continui attacchi che vengono rivolti alla mia figura. Resta, non resta, resta. A mettere fine al tira e molla nei suoi confronti ci pensa il diretto interessato nei giorni in cui la triade di assessori regionali, con lui Roberto Marcato e Giampaolo Bottacin, sono stati sulla bocca di tutti con l'ipotesi destinazione Forza Italia.
Caner non va a Pontida e questo è comunque un messaggio chiaro, ma resta in Lega un punto fermo dopo un silenzio che aveva pesato non poco dopo l'addio di Giampaolo Vallardi e che Caner spiega così. E francamente mi diverto anche a vedere queste situazioni sui giornali perché io sono costantemente sotto attacco. Insomma, quel chiarimento chiesto ai vertici regionali evidentemente non c'è ancora stato, a partire dal caso dei 40.000 euro di mancati contributi al partito che da tempo gli contesta il segretario Alberto Stefani. E per derimere la questione l'assessore mostra nero su bianco il suo cassetto fiscale. Ricordo che io sono in Lega e in Regione dal 2000 e in questi 22 anni fino all'anno scorso ho versato circa 500.000 euro al partito. Una media di quasi 23.000 euro all'anno. Mi sono sempre preso le mie preferenze, i miei voti, mi sono sempre pagato le mie campagne elettorali e penso di aver sempre portato il mio contributo. A me non risulta nessuna telefonata e nessuna mail, anche dall'attuale segretario, prima commissario regionale, sul fatto che manchino dei versamenti. Allora, se il partito ritiene, o meglio il segretario, da quando è stato nominato commissario e dopo segretario eletto, ritiene che manchino dei versamenti che a me non risultano, facciano una telefonata e ci troviamo dov'è il problema. Sullo sfondo c'è una linea politica che non piace più ai nomi storici ribelli, con l'ombra di non aver potuto partecipare né votare, come assessori regionali, al congresso. È diventato un partito nazionalista, un partito più schiacciato a destra, non sento più parlare o poco o niente di federalismo e di autonomia, investimenti per il ponte di Messina. Io non metto in dubbio che possa essere anche un'opera importante, però lei capisce che da federalista e da veneto convinto, piuttosto che pensare a spendere da 13 miliardi e mezzo per il ponte di Messina, io ho una necessità, 50 milioni di euro per il ponte di Vidor. Io francamente da leghista veneto lo chiedo e lo voglio. Resto in Lega anche per finire il mio lavoro in regione. Spero che pure il governatore Zaia faccia altrettanto, aggiunge Sibillino Caner, viste le sirene di via Bellerio che vorrebbero il numero 1 di Palazzo Balbi candidato alle europee. Insomma, il pentolone è caldissimo e il nodo dei ribelli, anche se fedeli al Carroccio, è tutt'altro che risolto. Il termometro sarà ovviamente Pontida, sul palco senza Caner e forse qualcun altro, ma, e non sfugga l'ironia, l'assessore rassicura. Ho versato i 700 euro per far sì che il pullman di Treviso possa esserci e portare i militanti della Lega. Vedremo allora quali saranno le reazioni. Il caso resta comunque, il caso forte insomma, del malumore nella Lega resta forte, ormai ci si avvicina sempre di più a Pontida. Adesso invece la scuola alla campanella, dopo l'anticipo di questi giorni, gli anticipi tra lunedì e ieri, il primo giorno diciamo ufficiale per 104.000 studenti della Marca trevigiana. Tanti i problemi che si ripropongono a partire dal trasporto, studenti lasciati a terra anche, è successo soprattutto a Vittorio Veneto, mezzi stracolmi e in ritardo, diverse le segnalazioni che sono arrivate dalle famiglie del trevigiano e sentiamo allora come è andata. Ho speso più di 500 euro per un abbonamento annuale per mandare mio figlio a scuola superiore e nella tratta della via Feltrina le corriere stamattina, ora di andare a scuola e ora di tornare da scuola, le corriere passavano con molto ritardo e quindi aspetta, ho dovuto portare mio figlio a scuola. Debutto scolastico con le prime difficoltà legate ai trasporti e il racconto di una mamma. Nelle sue parole l'incubo di molti studenti costretti questa mattina a lunghe attese e a lasciare andare i mezzi che li avrebbero portati a casa per salire sui successivi. Erano piene e quindi si fermavano, prendevano 2 ragazzini quando ce n'erano 25 che attendevano e quindi ho dovuto andare a prenderlo anche al ritorno. Non è andata meglio a Vittorio Veneto, diverse le segnalazioni su disservizi del trasporto pubblico scolastico gestito da una nuova ditta al debutto quest'anno. Il comune è consapevole dei possibili disagi che una ditta esterna del sud Italia avrebbe potuto avere nella conoscenza delle strade, aveva diffuso la notizia ai dirigenti. A Pederobba, anche qui trasporto al rinnovo del bando, il sindaco ha scelto di premiare la territorialità proprio per evitare questi disagi. Che il bando che abbiamo proposto diciamo che dà più punteggio alle attività locali. A pesare comunque gli aumenti del costo degli abbonamenti. Si sono lamentati con il sottoscritto perché l'aumento non è stato indifferente, però mi metto nei panni anche della MOM che con l'aumento che c'è stato nella qualità e nel costo del gasolio è evidente che, viva Dio, deve aumentare anche il prezzo del biglietto.
E intanto sulla vicenda che riguarda MOM, la stessa azienda ha risposto con una nota alle segnalazioni pervenute in redazione come quelle della madre che avete ascoltato, la mamma di Paese, informando che l'azienda sta verificando eventuali criticità e apportando i correttivi possibili attraverso un sistema di controlli che vede impegnata massivamente la forza lavoro. Ricordiamo, aggiunge MOM, che l'esercizio invernale con i suoi orari è stato pubblicato ad inizio agosto, mentre nella fascia oraria dopo le 12, per effetto delle uscite anticipate, sono in campo tutti i rinforzi possibili, procedendo con priorità. Per la ripresa delle lezioni, aggiunge MOM, è stato potenziato il personale di assistenza con steward a terra di ditte esterne e sono stati presidiati i poli scolastici di città e provincia. Questo per quanto riguarda le segnalazioni su MOM. Per quanto riguarda invece il caso di Vittorio Veneto, con questa ditta nuova che ha vinto l'appalto, insomma c'è un comune di Vittorio Veneto invece furente. Domani ne parleremo anche con l'assessora alla scuola del comune di Vittorio Veneto, insomma con prese di posizione anche forti da parte del comune nei confronti della ditta che ha creato questi disservizi a Vittorio Veneto. Non ci sono solo i problemi del trasporto, ci sono poi i problemi cronici, quelli della mancanza degli insegnanti, quelli del caro libri. Sulla questione insegnante interviene Barbara Sardella, il provveditore agli studi e dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Il problema riguarda anche il personale ATA, ma soprattutto gli insegnanti di sostegno, ne manca di fatto la metà. Quanto riguarda il sostegno, abbiamo avuto su circa 684 posti disponibili, ne siamo riusciti a coprire con il primo turno di nomine solo sui 370, quindi praticamente poi se a questo aggiungiamo le rinunce che sono arrivate dopo la nomina, abbiamo circa 350 posti alla primaria scoperti. Sono gli alunni più fragili a pagare ancora una volta il prezzo di un sistema scolastico non sempre così efficiente. La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso ha definito la situazione sostegno alla primaria allarmante, mentre per gli altri cicli scolastici sarà, ammette, di più facile e veloce gestione. A preoccupare, oltre al numero di rinunce comunque alto, ma nella media, è anche la mancanza di personale di segreteria, un'assenza che rischia di mandare in tilt i già delicati passaggi burocratici della gestione di fondi PON e PNRR. Il problema delle segreterie è quello che ci preme maggiormente in questo momento, perché una scuola va avanti anche grazie al personale amministrativo, oltre che docente. Nuovi dirigenti sono stati messi in ruolo in queste ore, sono una decina in tutta la provincia, le reggenze vacanti. Sul fronte dei costi contro il caro scuola, gli studenti medi del Veneto hanno portato anche a Treviso la loro protesta allo slogan "Non me lo posso permettere". Si aggirano però tra i 1.300 euro fino, se ci aggiungiamo le spese anche esterne ma collegate alla scuola, anche a migliaia di euro. Un'estate in cui si è passato a parlare di scontrini, dei 2 euro per il taglio dei toast, dei caffè a 3,50 euro sui social e ovunque anche in televisione. Appunto abbiamo deciso di utilizzare il modello dello scontrino per presentare un conto al governo e far capire anche che la scuola in questo momento non ce la possiamo permettere. Scuola spesso i giovani, i ragazzi, i problemi della scuola sono il riflesso anche di quello che accade al di fuori della scuola, il disagio giovanile, le risse in città, le baby gang, sono tutti problemi che affliggono numerosi comuni, tra questi anche Treviso. Si è soffermato a lungo anche la settimana scorsa il ministro Nordio sulla questione. Il nuovo comandante della compagnia dei Carabinieri di Treviso promette massima attenzione per la città di Treviso. Presentati ufficialmente intanto in via Cornarotta i 3 nuovi ufficiali in forza appunto a Treviso e Castelfranco. Si preannuncia un autunno caldo nel territorio trevigiano sul fronte dei reati predatori, delle truffe e del disagio giovanile con risse anche fra minori. Il nuovo comandante della compagnia di Treviso, appena insediato, ha spiegato massima attenzione su vari fronti per garantire la sicurezza, cercando di compiere un'azione quanto più oculata e diretta. Il fenomeno dei furti in appartamento, altra questione abbastanza delicata su cui vogliamo concentrarci, le truffe in danno degli anziani, e non ultimo gli incidenti stradali nel fine settimana dove tanti giovani sono coinvolti, tristemente coinvolti, per cui la nostra attenzione non può che essere diffusa e non unicamente diretta verso un unico problema, ma attenzionare e affrontare le questioni da più parti con il concorso della collettività e della comunità.
Il tenente colonnello Antonio De Luca, 50 anni, di origini trapanesi, ha comandato anche la sezione scorte dei Carabinieri di Palermo ed il nucleo operativo e radiomobile di Verbania. Cambio di guardia anche al nucleo investigativo dell'Arma di Treviso. È arrivato Giovanni Truglio, 45 anni, di origini napoletane, già comandante delle compagnie di Este e di Rovigo. Eredita 2 fascicoli delicatissimi: gli omicidi di Anica Panfile, trovata morta nel Piave a Maserada, e l'efferato delitto di Margherita Ceschin, la 72enne, trovata morta nella sua abitazione. Il mio sarà un lavoro di continuità con quanto svolto dal mio predecessore. Non posso che garantire impegno nella soluzione di tutte le attività che mi troverò ad affrontare, e ovviamente la collaborazione con l'autorità giudiziaria sarà leale, sarà proficua, mi auguro, e sarà sicuramente intensa. A completare la squadra dei nuovi ufficiali, presentata dal comandante provinciale del colonnello Massimo Ribaudo, il più giovane Manlio Malaspina, 28 anni, torinese con esperienze all'estero. Castelfranco è un territorio molto vasto, molto produttivo e con una qualità della vita molto elevata, che ovviamente attrae principalmente furti in abitazioni e truffe, spiega. Questo sarà un focus importante per il nostro lavoro, come già ben fatto finora. Poi aggiunge: naturalmente il tipo di territorio, anche per la grande presenza di istituti scolastici, attira anche un grandissimo numero di giovani, i quali vanno accompagnati anche da noi unitamente alle scuole e alle famiglie in un percorso di crescita sano che li porti a diventare cittadini a tutto tondo, che possano contribuire ulteriormente alla crescita di questo bel territorio. Daniela Sizia nel servizio ha citato tra i casi aperti da risolvere, o comunque a cui portare la parola fine, l'omicidio Ceschin, l'uccisione, la barbara uccisione della anziana di Conegliano. Ebbene, intanto le indagini della procura proseguono. Sotto la lente di ingrandimento ben 18 utenze telefoniche, con gli investigatori che passano al setaccio i cellulari trovati ai 4 arrestati. Ogni chiamata, ogni numero viene controllato. Sono 18 le utenze telefoniche al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di telefonate dei 4 arrestati: l'ex marito della vittima, il 79enne Enzo Lorenzon, la compagna 32enne di Lesi Guzman, entrambi considerati mandanti del delitto, Sergio Lorenzo, l'esecutore materiale dell'assassinio insieme al fratello ed un'altra persona, questi ultimi 2 ancora latitanti, ed il mediatore Joan Maria Guzman, anche lui domenicano. Ma sotto la lente di ingrandimento i messaggi che 4 si sarebbero scambiati nel periodo dell'omicidio, prima e dopo l'assassinio. SMS e WhatsApp che poi avrebbero cancellato, ma gli investigatori stanno cercando di recuperarli. In quegli scambi forse altre prove che incastrerebbero ancor più gli indagati. Era stato intanto già accertato che le celle telefoniche di Guzman e Lorenzo erano state agganciate nella zona di Conegliano, nei pressi di via 28 aprile, qualche giorno prima del delitto. Una ragnatela di utenze che potrebbero portare ulteriori novità su accordi e decisioni relative a quel terribile giorno, quando Margherita Ceschin fu uccisa senza pietà da 2 individui che entrarono nella sua abitazione in tarda serata. Per l'omicidio della 72enne 3 persone si trovano nel carcere di Treviso, mentre la donna, compagna di Lorenzon, è stata scarcerata dal Tribunale del Riesame. Per chiudere il cerchio mancano i 2 killer che hanno materialmente ucciso l'anziana. Dopo il delitto sono tornati in Spagna, da dove provenivano. Oggi potrebbero addirittura essere tornati nel paese d'origine, la Repubblica Dominicana. E sempre dal Tribunale, la Procura di Treviso si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per i 65 indagati nell'ambito dell'inchiesta sui falsi Green Pass che sarebbero stati ottenuti anche attraverso il poliambulatorio Salute e Cultura di Fiera. Tra gli indagati anche l'ex prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu e una famiglia che nell'interno del capoluogo possiede alcune pizzerie. 5 soggetti a cui viene contestata l'associazione a delinquere finalizzata al falso ideologico. La gran parte degli indagati non sarebbe intenzionata a chiedere un rito alternativo, apprestandosi così ad affrontare il dibattimento. Parlavamo di controlli di carabinieri per la sicurezza nel servizio di poco fa con i nuovi comandanti. Ebbene, controlli che continuano e hanno portato i carabinieri a sequestrare diverse armi nella Marca. Fermata un'auto di grossa cilindrata nel cuore di Treviso. A bordo 2 persone. Il passeggero, un domenicano di 29 anni, è stato trovato in possesso di una pistola a salve calibro 315 auto priva di tappo rosso.
A casa dell'uomo sono state trovate anche cartucce e munizioni. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. La pistola è stata sequestrata. Indagini da parte dei militari dell'Arma per accertare la motivazione del possesso dell'arma e delle munizioni. A Ponte di Piave, nella centralissima via Roma, i carabinieri hanno fermato un algerino di 32 anni che aveva occultato in un borsello un coltello con lama da 12 centimetri. Anche per lui è scattata la denuncia. Ed ancora ad Asolo, sequestrato un taglierino lungo 5 centimetri che deteneva senza giustificato motivo un cittadino rumeno 21enne. Il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria. C'è ancora cronaca dalla Marca, ma lo vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo meglio dalla cronaca. Urta un'auto mentre torna da scuola in moto e finisce in un fossato. Paura stamane a Maser per un 15enne. Lo scontro è avvenuto in via Bassanese per causa in corso d'accertamento. Il ragazzino ha colpito l'auto che lo precedeva. La ruota anteriore della moto si è bloccata ed è stato sbalzato nel fossato. Soccorso dall'automedica di Crespano e dall'ambulanza di Montebelluna è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale di Montebelluna, dove si trova ricoverato, fortunatamente non in gravi condizioni. A San Zenone degli Ezzerini invece un 19enne che finisce fuori strada con l'auto e accusa un pirata della strada. Il furgone ha invaso la corsia opposta, ho sterzato e mi sono schiantato per evitare il frontale, mentre chi ha causato l'incidente è fuggito. Ha raccontato questo ai carabinieri di Pieve del Grappa il 19enne egiziano che stamattina è finito fuori strada, rimanendo ferito fortunatamente non in serie condizioni. Un furgone pirata dunque che si sarebbe allontanato a gran velocità. I militari dell'Arma stanno vagliando in queste ore la ricostruzione del giovane che tornava a casa dopo aver accompagnato il fratello per un viaggio. Soccorso dai sanitari del SUEM, è stato portato a Castelfranco per accertare la gravità dei traumi subiti. Ritorniamo a Treviso. Fa discutere il caso del cartello contro l'utilizzo del cellulare esposto da 2 calzolai trevigiani appunto in città. Tanto fa discutere che ne ha parlato anche l'Ordine degli Psicologi del Veneto. Vietato entrare con il cellulare, insomma fuori i maleducati da questo negozio. È il messaggio della coppia di calzolai, cugini trevigiani, esposta ben in vista fuori dalla vetrina del loro esercizio del centro. Un messaggio che, come da tradizione, ha già diviso i trevigiani in 2, tra favorevoli e contrari, con commenti più o meno coloriti. A volerlo far analizzare da un professionista, come l'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, l'esito appare già meno scontato. Ecco cosa ha detto la vicepresidente, la trevigiana Fortunata Pizzoferro, oggi in diretta su Antenna 3. Se per una persona che si è comportata con maleducazione io espongo un cartello che comunque è un rifiuto, no? Che io non faccio entrare persone che per qualche motivo sono al telefono, le persone possono avere svariati motivi, a volte anche di urgenza. Comunque una comunicazione che esprime un rifiuto non fa altro che rispondere alla maleducazione con la maleducazione, ed è questa l'escalation che dicevo prima. Molto diverso sarebbe esporre un cartello in cui dice: in questo negozio ci sono così belle scarpe che cattureremo la vostra attenzione. Sta cambiando il modo in cui trattiamo le relazioni, continua la dottoressa Pizzoferro. Anche i ragazzi a scuola hanno relazioni esclusivamente al telefono. Per interrompere questa spirale però fare muro contro muro non serve. Io non credo che questo contrapporre, questo fare muro contro muro risolva in qualche modo lo sfilacciamento che c'è nella società. Quindi avremo semplicemente una serie di persone che decide che in un negozio non ci va più e quindi risolve le sue compere al telefono. Restiamo a Treviso con un nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio artistico della diocesi della città. Dopo chiese aperte, il piccolo grande esercito di un centinaio di volontari che tiene aperte le chiese del centro storico e vi accoglie i visitatori, la diocesi di Treviso prosegue l'opera di valorizzazione del patrimonio artistico e religioso della città. Lo fa col progetto Luoghi del Sacro, 10 brevi video divulgativi della durata compresa tra 3 e 5 minuti, visibili nel web e dedicati a opere ed edifici del centro più o meno noti, dal Duomo a San Nicolò,
dalla chiesa di Sant'Agostino a quella di Santa Lucia e così via. Alla presentazione dei lavori il sindaco Mario Conte ha ringraziato la diocesi per questa ennesima dimostrazione di apertura del proprio patrimonio ai trevigiani e ai turisti. Viene aperto e valorizzato attraverso questo progetto che tra l'altro parla ai giovani, attraverso i podcast, attraverso i social network, quindi tutti quegli strumenti che avvicinano molto i giovani, che hanno come obiettivo quello di dare consapevolezza della ricchezza che noi rappresentiamo con la nostra città e anche l'orgoglio di conoscere e raccontare quelle che sono le bellezze di una città davvero straordinaria. È importante la valenza turistica che si crea, ma è successiva per noi. La cosa importante per noi è poter mostrare, poter valorizzare, poter far conoscere un patrimonio di arte, di fede che le nostre comunità cristiane hanno prodotto in questi 2 millenni di storia e che diventano motivo ancora oggi di meraviglia, di consapevolezza, di interesse e di inclusività. I contributi audiovisivi sono stati realizzati da QDP News con il sostegno di Banca Prealpi San Biagio. Non può esserci vera comunità senza cultura e la cultura si fonda sulle radici storiche, culturali e quindi necessariamente anche sul riconoscimento del valore del patrimonio artistico locale. E adesso andiamo nel bellunese. E c'è la politica in primo piano, oggi giornata di smentite dopo le indiscrezioni raccontate dalla nostra redazione ieri sera sulle migrazioni interne ai gruppi della maggioranza di centrodestra a Palazzo Rosso, e sono stati un giallo per tutta la mattinata i rumors sulle presunte dimissioni del presidente della Fondazione Teatri, Massimo Ferigutti. Massimo Ferigutti si è dimesso, anzi no. C'è stato un susseguirsi di mormorie oggi sulle presunte dimissioni del presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti, negate dal diretto interessato, pur se non ha giovato la sua assenza ingiustificata alla conferenza stampa di presentazione di Io Gioco Festival 2023. Di Ferigutti è nota la richiesta di un compenso per il ruolo di direttore artistico della Fondazione, ma lo statuto non contempla elargizioni ai componenti del Consiglio di gestione. La notizia delle presunte dimissioni ha colto di sorpresa l'assessore alla cultura Raffaella Damiano. Questa è zizzania che non serve a nulla, ci ha detto, sospirando, quasi consapevole però che aspettarsi l'inaspettato non è peregrino. Intanto per il Consiglio di gestione è scattata la ricerca del terzo componente dopo le dimissioni a sorpresa di Monia Franzolin. Il Comune sta predisponendo un nuovo bando per l'invio delle candidature. Ma oggi è stato proprio il giorno delle smentite, più o meno delicate, dopo le nostre indiscrezioni pubblicate ieri sera sui cambi di casacca all'interno della maggioranza a Palazzo Rosso. Subito, per dovere di cronaca, il messaggio del capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Farina, che di prima mattina, in riferimento alla presunta uscita dal gruppo del consigliere Armando Stefani, ha dichiarato che Stefani è un consigliere di Fratelli d'Italia, eletto dai cittadini bellunesi, e come tutti i componenti del gruppo consigliare sarà sempre a disposizione del partito e della maggioranza bellunese. Nel primo pomeriggio hanno negato l'uscita da Belluno al centro i consiglieri Sebastiano Marotto e Massimo Garzotto. Nel costituendo gruppo Uniti per Belluno al momento avrebbero aderito perciò 2 consiglieri della Lega e il consigliere di Noi con Oscar, Daniele Trabucco, in rotta di collisione con la collega Sandra Mella. Quel che appare certo è che il fragile asse Fratelli d'Italia-Lega a Palazzo Rosso regge solo in vista delle possibili elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di dicembre. Poi liberi tutti. E poi c'è la questione del trasporto pubblico, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'allarme di Dolomiti Bus per gli autisti. Ebbene, in mancanza di autisti in numero sufficiente, l'azienda del trasporto pubblico locale, al fine di garantire il servizio su tutte le tratte, ha richiamato al volante anche meccanici ed altri dipendenti amministrativi provvisti di patente e titoli idonei alla conduzione dei bus. Così nel primo giorno di scuola è stato possibile effettuare tutte le corse che riguardano il trasporto scolastico negli orari chiave per gli studenti nel tragitto casa-scuola-casa, prevedendo la stessa copertura per i prossimi giorni. A breve, assicura l'azienda, partirà una classe per la formazione di almeno 10 autisti di linea, mentre nelle prossime settimane arriveranno 3 conducenti da altre società del gruppo. Insomma,
per i primi giorni ce la si cava anche con i meccanici o con i dipendenti amministrativi che hanno la patente idonea per guidare gli autobus. Insomma, la questione resta emergenziale. Come si spera non ritorni emergenziale la vicenda del Covid, perché anche a Belluno torna a farsi sentire il contagio da Covid. Stiamo vedendo in questi giorni un aumento dell'incidenza, quindi il numero di nuovi casi che si presentano nella nostra provincia, nel nostro territorio, nella nostra comunità, che sta aumentando. Siamo appunto attorno ai 50 nuovi casi per settimana ogni 100.000 abitanti. 134 pazienti attualmente positivi, a fotografia di una provincia che viene definita ad alta vivacità epidemica, come testimoniato dallo studio pubblicato ieri dall'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR, che colloca Belluno al 4° posto su base nazionale per incidenza da coronavirus. 12 ricoveri, di cui 8 tra i cosiddetti Covid per caso, ossia pazienti ricoverati per altre patologie ai quali viene poi diagnosticata la positività al virus. Una curva epidemiologica che testimonia sia un aumento dei contagi, ma che per ora non desta allarme. È un dato che assolutamente non ci preoccupa, non ci spaventa, anche e soprattutto visto nel confronto con i dati degli anni appunto precedenti. Massima attenzione nei confronti dei cosiddetti soggetti fragili. In tal senso l'azienda sanitaria ha annunciato per i primi di ottobre l'avvio della nuova campagna di prevenzione in concomitanza con la somministrazione del vaccino anti-influenzale. È un vaccino che verrà somministrato in unica dose indipendentemente dal ciclo precedente e che interesserà prevalentemente i grandi anziani, i soggetti nelle strutture protette e gli immunodepressi come categoria di riferimento principale. Ma soprattutto va raccomandato alle persone il buonsenso e il senso civico che hanno sviluppato in questi anni di epidemia. E adesso parliamo di Io Gioco, arrivato alla 2ª edizione, il festival intergenerazionale e multiculturale in programma dal 28 al 30 settembre alla Casa delle Arti. 10 laboratori, 6 spettacoli e una mostra che si fa radice di un pensiero che è passione ed emozione al tempo stesso, condivisione e divulgazione intergenerazionale e multiculturale. Io Gioco Festival, atto secondo, è un dono che Andrea Caldart e Tibe Teatro offrono gratuitamente alla comunità, bambini, famiglie, scuole e alle realtà educative del territorio bellunese. Compagnie professionali da ogni parte d'Italia, professionisti alla guida dei laboratori a cui si può partecipare in alcuni casi attraverso la scuola, in altri casi facendo direttamente richiesta a Tibe Teatro. Il gioco e il mettersi in gioco, spunti di riflessione e confronto nei 6 spettacoli e nella performance esito di Atto Zero, la scuola di teatro nata lo scorso anno alla Casa delle Arti e che a Io Gioco debutterà con Sei la mia città, diretta da Vassili Mangheras. Si riparte da A Mani Libere, progetto fotografico ideato e realizzato da Andrea Caldart all'interno del riformatorio minorile di Kampala, in Uganda. Sono proprio le mani che sono state libere in quel contesto, perché non potendo fotografare i loro volti, non potendo citare i loro nomi, abbiamo trovato uno strumento, o meglio un canale, con il quale questi ragazzi potessero raccontare quello che stavano vivendo e come si sentivano all'interno di un contesto che è completamente privo di opportunità, di strumenti educativi e di libertà. Dal 28 al 30 settembre alla Casa delle Arti ogni momento delle giornate sarà buono per comprendere come proprio il contesto faccia la differenza in termini di opportunità e di possibilità per i più giovani, per guardare a quella parte di umanità invisibile o che noi scegliamo di non vedere, per esplorare il limite della diversità. Il tema del razzismo è un tema trasversale, purtroppo ancora attuale, coinvolgere i giovani e i giovanissimi su queste tematiche che hanno appunto questo impatto civico e civile così rilevante, credo che sia importantissimo, perché bisogna agire ed educare. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Si indebolisce l'anticiclone, lascerà parzialmente spazio ad una perturbazione atlantica che lambirà la nostra penisola, portando maggiore instabilità anche sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di giovedì 14 settembre evidenzia un tempo via via più variabile. Cielo dapprima poco nuvoloso, a seguire probabili fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in moderato calo, minime sui 13-20 gradi, massime tra 22 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni piuttosto incerte, con molte nubi e possibili piogge a carattere intermittente con pause localmente più soleggiate. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità con tratti soleggiati e alcuni rovesci a carattere temporalesco. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.